Festival Show Castelfranco Veneto è anche grande magia. E con chi? Giucas Casella. Guardami, Eccomi. e parlerai solamente quando lo dico io. Ebbene, io colgo l'occasione per salutare tutti i telespettatori del Festival Show. Vi abbraccio e vi auguro tanta fortuna e felicità. A dopo. Ecco Eva, Adesso presentiamo un ospite. c'è un momento particolare che ci molto attende. particolare. Infatti la sua arte è quella di rendere protagonista la forza del pensiero, forza positiva, capace di agire sull'esterno. Ormai famose sono le dita delle mani incrociate e appoggiate alla fronte, il rituale con cui il mago si introduce nel pensiero delle sue vittime che rimangono così in sua balia. I suoi non sono trucchi, sono veri e propri esperimenti di telepatia e ipnosi. A Festival Show per la prima volta Giucas Casella. Salve, grazie. Bene amici, io sono qui stasera per giocare con voi, per farvi divertire e soprattutto stupirvi con alcuni esperimenti. Voglio fare un esperimento che tutti noi conosciamo e che tanto se ne è parlato a sproposito. Vi prego di partecipare tutti, vi darà tanta energia e fortuna. Io voglio vedere tutta la piazza con le mani incrociate e portarle sulla fronte, grazie, ma tutti, anche le persone che stanno in piedi, grazie, tutti, grazie. Signori, perfetto, tutti, laggiù in fondo, vi darà energia e fortuna. Signori, scusate se insisto, ma voglio vedere tutta la piazza con le mani incrociate, grazie, bellissimo, signori, grazie. Vi darà energia e fortuna e alcuni di voi proveranno questa bella sensazione. Bene, ci siamo, grazie. Stringete bene le vostre mani, stringeteli bene, perfetto, ci siamo. Ascoltatemi attentamente, stringete bene le vostre mani, ancora. Le vostre mani si legano sempre di più, si saldano sempre di più. Io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3, dico al numero 3, chi potrà slegare le sue mani le sleghi, chi non li potrà slegare le lasci legate e penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più. 1, si legano sempre di più. 2, io prego vivamente la persona accanto di non disturbare e chi sentirà le sue mani legate di lasciarle legate, di non sforzarle. Penserò io a slegarle anche a distanza. Ripeto, chi sentirà le sue mani legate di lasciarle legate, di non sforzarle. Penserò io a slegarle anche a distanza e la persona accanto di non disturbare. Si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si legano sempre di più. Ripeto per l'ultima volta, chi sentirà le sue mani legate le lasci legate, penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più. 3, e adesso io prego di alzarsi dal posto. Si alzi signora, alzatevi dal posto, grazie. Di alzarsi, avvicinarsi, venga, si alzi signore, si alzi. Chiedi dietro il transenne, Rosario, falli passare da lì, dal transenne. Velocemente, si alzi, mi raccomando di non sforzare perché poi viene un mal di testa. Venga signora. Mi guardi, come va signora? Lei non voleva salire? Signora, lei parla con me, ma non può staccare le mani? No, non riesco proprio. Non riesce. Lei signora? No, non riesco. Di dov'è signora? Via Castelfranco. Venga signora. Deve stare tranquilla signora, non l'addormento. Stia tranquilla, non l'addormento, va bene? Venga signora. Come sente le mani? Legate. Come sente le mani? Legate. Mi guardi signora, mi guardi? Venga avanti.
Guardatemi per piacere, guardatemi, venite avanti, grazie. Venite avanti così, stop. Guardatemi, non vi addormento, guardatemi. Signora, stia tranquilla, rilassata, perché io tocco la sua gola, avvertirà un nodo alla gola, sentirà le mie dita gelide, apre la bocca ma non potrà dire il suo nome, non lo potrà dire, lo dirà solamente quando lo dico io. Apre la bocca. Tranquilla signora, non si spaventi, va bene? Non si spaventi. Mi guardi anche lei signora, per piacere? Mi guardi? Perché adesso lo stesso effetto della signora lo trasporto a lei. Mi guardi? Stia tranquilla. Ha degli occhi magnetici, mi guardi? Io tocco la gola, apre la bocca ma non potrà parlare. E dirà il suo nome quando io ritocco la gola. Apre la bocca. Dirà il suo nome quando io ritocco la gola. Pensate, la signora è sveglia, è cosciente e non può parlare fin quando io non toccherò la gola. Venga signora. Stia tranquilla signora, non ci pensi, più si sforza e peggio. Mi guardi, io tocco la sua gola e griderei il suo nome. È rimasta muta, lo so. Signora, si sforzi ancora? Tranquilla, lo so. Adesso guardatemi signori, per piacere. Sono stato io a togliervi la voce, io toccherò la vostra gola e come prima ci sarà il nodo alla gola e potrà parlare senza difficoltà. Mi guardi, io tocco la sua gola e griderai il suo nome. Adriana. Io tocco la sua gola e griderai il suo nome. Graziella. Perfetto, io tocco le vostre mani e si sdregano. Io tocco le sue mani e si sdregano. Grazie Festival Show, grazie. No, non ci provare con me, Poi giù. Grazie. Grazie Giucas.